Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi giro in gravel, siamo in quel di Gallio, altopiano di Asiago, e ci facciamo un bel giro, proprio una figata. La gravel è chittata da cicloturismo oggi ed è figo. Dai, ho programmato un giro che alcune parti le ho già fatte perché facevano parte della Marathon dell'Altopiano e altre no, quindi le scopriremo insieme. Partiti dal centro di Gallio, ora ho già iniziato la salita per andare verso le Melette, che è fighissima come vedete, solo che è dura come le bastonate che vi dava vostra mamma quando vi diceva vieni qua che non ti faccio niente. Sto facendo fatica anche perché con le borse qua la bici pesa, ma va bene così. Ora andiamo verso le Melette appunto, e poi scendiamo a Campomulo, zona Marcesina, quelle zone là insomma. Però adesso non è che potete sapere tutto, portate un po' di pazienza anche voi, aspettate. Che dopo è sempre tutto bello, tutto fantastico così, ma no, aspetta, adesso mi fermo perché le cose non vanno dette così in leggerezza senza ragionarci sopra. Tanto desidero occuparmi. Boh, vediamo quanti insulti riesco a prendermi con questa immagine. Adesso ve la lascio 5 secondi così potete analizzare. Boh, adesso possiamo andare. Bene, asfalto nuovissimo, ma a noi non interessa perché andiamo su di qua e si va a direzione veramente impianti delle Melette, perché sì, sono quelli lì, ma noi andiamo all'arrivo. E adesso inizia una strada forestale come avete appena visto e che risale le piste da sci. È molto bella e si fa, come dicevo anche prima, con la Marathon dell'Altopiano. Bei ricordi su queste strade. Una fottuta autostrada, è bellissimo, bellissimo. Quei boschi qua, noi siamo venuti da dietro lì. Maria Gesù, che giornata, guarda che bello. Eccola che scolliniamo. Mamma mia che bellezza ragazzi, che bellezza a 360 gradi. Chasing stars and holding you. I can't see the end but we'll see it through. Allora, in un posto così bello, no? Che io sono salito da là, uno dice ma cosa potrà mai essere sta roba? Si chiama Libralbero, si apre qua, che è la protezione per le mucche. Qua c'è una panchina, insomma una panca, e qua libri da leggere. Si può venire qua, leggersi un bel libro con questo panorama. Bellissima iniziativa secondo me, potrei leggere anche io qualcosa in questo posto, magari il libro di mia mamma. Adesso scendiamo un pezzettino, ma proprio 100 metri, curva a sinistra e si va a prendere la forestale che ci porta alla piana di Marcesina, quindi top. Allora, ricordi, è in salita è top, è bellissima. In discesa forse è un po' scassata, ma non mi ricordo bene, adesso andiamo a vedere. Ma senti come va la bici su questo asfaltino così bello, liscio, nuovo. Che bello! Ma riabbandoniamo la strada per rientrare nel gravel. Devo cominciare a utilizzare altri aggettivi perché è bellissimo, fantastico, stupendo. Cioè rischio di diventare ripetitivo anche, quindi non so come può essere sta strada fantasmagorica. Secondo me sì, ci sta fantasmagorica, aggiungiamo al dizionario. Però veramente c'è che roba. Pausa paninetto prima di scendere, nessuno ci può fermare oggi.
Scendiamo per di qua, la gravel è pronta, io un po' meno. Ho tenuto delle pressioni un po' più alte perché ci sono dei sassi abbastanza bastardi, mi ricordo qua, e quindi avevo paura di bucare un po', cioè un po' di bucare, non esiste bucare un po', bucare tanto. Allora, per il momento, al contrario di quello che mi ricordavo, la discesa è molto bella, molto scorrevole. E sì, c'è qualche sassetto, ma poca roba, insomma. No, qua è decisamente più scassata, sì. Facciamo che ci vediamo dopo, raga. Oh, già molto meglio, molto meglio. Così è divertente. Discesa abbastanza estrema per la gravel, devo dire, perché in mountain bike non ti rendi conto di quali sono le sconnessioni, le difficoltà. Poi io che ho la full, ancora meglio. Però, Dio boh, ne vale la pena. Guardate che roba. Località veramente super, io non c'ero mai stato qui esattamente e mi sono disegnato la traccia su Komoot l'altra sera e ho detto, aspetta, e ho detto ma sì dai, perché no, andiamo a scoprire nuovi posti. Stupendo. Dalla piana di Marcesina, dove siamo ora, adesso andiamo a prendere la cioè in realtà continuiamo su questa strada qui fino al rifugio Valbella si chiama. Non saprei dirvi com'è, speriamo sia sempre così perché il fondo è fantastico. Benvenuti in un nuovo episodio di Tom scopre strade stupide. Devo salire qua, non so se si vede la strada, ma è dritta su per la pista da sci. Teoricamente dovrebbe essere corta, teoricamente. La pendenza media è del 14%, quindi se volete fare questo giro... A few moments later. Oh mamma, sto morendo. C'è illegale, oh. In 200 metri passi da in fondo all'acqua su. Dovrebbe essere l'unica parte schifosa del giro. Mamma mia, però dopo la salita lì c'è un piccolo pezzettino di discesa, quello che avete visto, e si arriva in questa piccola valle che, mamma mia, che figata, non c'ero mai stato. Adesso siamo su asfalto e non so come sia il terreno da qui in avanti fino a tornare di là. Noi adesso dobbiamo tornare dalla parte di qua delle montagne e poi ricominciamo a salire verso Malgafratte, la città di Roccia. Strada un po' esposta, carinissima e un pelo scassata anche se vogliamo, ma stiamo tornando dove abbiamo cominciato a salire prima, quindi siamo di nuovo alla piana. Malga Ronchetto, road to Malgafratte. Adesso inizia una bella salitona lunga, quasi come quella dell'inizio. Qui potete vedere 5 km e mezzo, 430 di dislivello. So good. Salita portata a termine, non ci resta che scendere, ma mi viene la pelle d'oca da solo, anche perché poi le avventure che vivi da solo sono quelle che comunque ti rimangono non più impresse, però che apprezzi di più perché non ti distrai, sei sempre qui concentrato. Bello, veramente. E adesso questo sentiero qui, che è penso il mio preferito dell'altopiano, perché ti mette intanto pace, perché sei in mezzo al niente, e poi hai una vista che è incredibile.
finito il sentiero purtroppo, perché è veramente carino questo e mi sento di dire che forse è un po' più da mountain bike. Adesso, terminata questa discesa, riprendiamo un'altra strada bianca che ci riporta a zona sempre Campomulo, Melette, e poi basta, finita ragazzi, perché oggi è veramente lunga, sta venendo fuori un girone. Con la luce del pomeriggio, cosa chiedere di più? Montagna, sole del pomeriggio, luce del pomeriggio, profumo de boas, cioè meglio di così ragazzi, non so, 1 milione, vincere al gratta e vinci, sì, quello sì, ma per il resto veramente siamo perfetti. Niente da dire, niente da aggiungere, veramente, giro stupendo, bellissimo. Dopo l'ultima clip che avete visto ho preferito fare la strada dell'andata al ritorno e quindi scendere per l'asfalto, Campomulo, Melette e Gallio. È stato anche piacevole scendere per l'asfalto perché la strada è stata appena rifatta. Ho deciso di non seguire la traccia semplicemente perché non la conoscevo e quindi non ho voluto rischiare perché si sta facendo un po' tardi, ormai sono le 4 del pomeriggio, 56 km, 1450 e 3 ore e 20, portato a casa con 3 ore e 20 veramente tranquille, si può fare molto di meglio, però ho deciso di godermela e fare tutto quello che dovevo fare. Mi dispiace perché avrei voluto portare qualche clip dell'esterno in più, però purtroppo essendo da solo questo sono riuscito a fare. Spero che apprezziate lo stesso. Spero anche che il video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao raga!